Siamo adesso con il presidente del Follonica Ciullini. Prima abbiamo ascoltato il presidente Francesco Minervini. Un Follonica che come esce da questa partita? Esce a testa alta, a testa bassa, una vittoria in trasferta che manca dall'11 gennaio contro il Sandrigo. Come ne esce questa squadra da oggi? Purtroppo quando si pareggia e siamo in vantaggio è sempre un risultato che non ci soddisfa. Sapevamo però che venire a Giovinazzo con questa squadra è una squadra forte, si è rinforzata, un ambiente molto caldo e dunque è difficile tenere anche il risultato sul 2-0 che avevamo maturato. Che devo dire, dispiace perché abbiamo avuto a Forte dei Marmi, eravamo in vantaggio di 2 gol e lì l'abbiamo persa. Qui almeno l'abbiamo pareggiata, pertanto prendiamo il buono. La situazione in classifica che vede il Bassano che giocherà domani, che è davanti a voi, e il Valdagno che in questo momento sta vincendo in quel di Lodi. È un Follonica che deve continuare a guardare in avanti o deve anche guardare un po' la situazione dietro in classifica visto il pareggio di stasera? Ma sai, la situazione, il campionato è ancora lungo, noi abbiamo fiducia, il nostro obiettivo era quello di piazzarsi nei primi 4-5, diciamo siamo in media, rispetto all'anno scorso abbiamo perso tante partite, alcune meritatamente, alcune immeritatamente, diciamo non è la perfezione che volevamo, ma siamo molto vicini considerando che poi ci sarà la Coppa Europea che ci porta via molte energie. E quindi salutiamo il presidente Ciullini e gli facciamo comunque i complimenti per una squadra solida che comunque milita nelle posizioni più alte della classifica del nostro campionato. Buonasera.